del SIGEP 2017, 10 anni di un'azienda che parte da un'intuizione, quella di Decosil e di Stefano Laghi. Ci abbiamo messo cuore, anima e passione, non ci siamo mai fermati, cambiando continuamente rotta per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo raggiunto un successo veramente meritato in questo campo che aveva un vuoto, un grandissimo vuoto nel campo della pasticceria. Questi stampi non erano mai stati valutati e valorizzati così tanto. Il nostro credo, la nostra mission è sempre stata quella di rendere facili le cose che erano per i pasticceri fino a quel momento difficilissime. Noi siamo molto attenti alle esigenze. Io come consulente vado spessissimo nelle pasticcerie a vedere che cosa succede e che cosa vogliono i pasticceri. Dal di qui le nostre intuizioni che comunque ci hanno dato sempre ragione, e nell'arco degli anni mettiamo fuori sempre prodotti innovativi anche con delle buone tecnologie. C'è molta attenzione a Decosil oggigiorno. In 10 anni abbiamo fatto veramente scuola anche per tutti i nostri concorrenti. Due sono un po' le grandi novità, uno in termini di giochi molto carini e uno in termini di fashion, perché non si deve mai trascurare. Linee di stampi che vedono cosa in primo piano? Queste due linee sono importantissime per Decosil. La linea fashion che è nata un po' di anni fa, ma che sta continuamente evolvendo con prodotti sempre nuovi. Linea fashion femminile e linea fashion maschile sta veramente facendo molto successo con i nostri clienti. I clienti dei nostri clienti, quindi noi abbiamo come clienti i pasticceri, ma i clienti dei pasticceri comprano sempre di più queste mini shoes, occhiali, orologi, tutti prodotti in cioccolato che sono ormai dei cult nella regalistica. L'altra linea importantissima, che è comunque una novità che abbiamo realizzato per quest'anno ed era un mio pallino da veramente molti anni, è la linea dei gioccolosi. Sono dei soggetti sempre realizzabili in cioccolato che sono praticamente modulabili, vari corpi, varie braccia, delle teste diverse, e il soggetto, a seconda dell'esigenza del pasticcere, può prendere delle movenze diverse, delle espressioni diverse. Diamo al pasticcere la possibilità di inventarsi con i nostri stampi il soggetto tutti i giorni. Primo grande applauso ed è Decosil che ha creduto da subito nel progetto e nelle potenzialità dell'evento. Grazie anche a voi, attraverso il vostro sostegno e anche attraverso tutta la promozione che è stata fatta con i social, abbiamo veramente supportato, collaborando fianco a fianco con lo staff di SIGEP, questo premio così importante. Ogni anno Roberto Rinaldini dà un tema, quest'anno è la fantasia, fantasy, liberi di creare. Zaggia, designer responsabile aziendale per quanto riguarda la creatività all'interno di Decosil, 10 anni di successi. È un'azienda che è partita in sordina, nel senso che siamo partiti un po' come esperimento. Siamo partiti perché Stefano Laghi ci ha creduto. I primi stampi erano degli stampi nuovi per la situazione, nuovi per il mondo dello stampo. Il silicone non si erano ancora fatti. Abbiamo disegnato soggetti che non c'erano e da qua è incominciata l'evoluzione. Oltretutto soggetti e stampi che inizialmente un po' più semplici, poi un'evoluzione un po' più ricercata, un'evoluzione di designer anche che potesse poi coinvolgere emozionalmente, che è la cosa che noi ci teniamo di più, i nostri clienti. Questi clienti che alla fine ci hanno effettivamente dato una risposta solo che positiva, che tornano. Sono 10 anni in cui ci abbiamo dato di tutto il nostro cuore.
Decosil e il mondo. Lavoriamo molto con il sito internet e abbiamo visto che c'è una grande richiesta dal sito proprio da tanti paesi dell'estero, se non vorrei dire quasi praticamente tutto il mondo, e quindi noi abbiamo pensato di lanciarci, non sapevamo cosa andavamo incontro e la risposta è stata molto molto buona. Ci chiamano, abbiamo tantissimi clienti che vengono a trovarci da tantissimi posti lontani, vengono anche qui al SIGEP perché ci hanno conosciuto, gli siamo piaciuti, ci hanno creduto e questo ci fa molto piacere. Tante fiere all'estero e in cerca comunque di nuove avventure, nuove emozioni. A Decosil altri 10, altri 10, altri 10, dopo andiamo in pensione. A Decosil, cin cin.